A questo punto è un momento molto formale, noi dovremmo lasciare un attimo di spazio, anche in una serata così allegra, all'istituzione, quindi a un discorso che sia un po' serio. C'erano dei candidati per fare questo discorso, ma abbiamo preferito lasciare il microfono a una persona che è impegnata nel sociale, che è impegnata in politica, e vi pregherei di accogliere con un grande applauso il cavaliere Pinuccio Mallus. Vediamo l'asta. Buonasera, sono contento di essere qui a Sassari. Buonasera. Grazie. Sono contento di essere a Sassari. Chi è che fa i bambini e li lascia in giro buttati? Beh, cavaliere, veramente onorato di averla qui stasera. Piacere. Un uomo saggio, un uomo che ha tanta esperienza, un passato e tante cose da trasmettere anche alle nuove generazioni. Un uomo impegnato in politica, dicevo, vedete, non lascia mai la sua fascetta tricolore. C'è qualcuno che fa politica qua in sala stasera? È pieno. Alzi la mano chi è impegnato. No, non posso far vedere niente. No, perché vorrei parlare un attimo di quella che è la tecnica della comunicazione in politica. Il cavaliere qua in questo senso è un maestro. Beh, maestro, bidello. No, dico, lei è un rettore, possiamo dirlo. Non so cosa sia, però va bene. Ma nel senso che lei quando comunica mette anche in pratica quella che è la tecnica della comunicazione, quindi con la sua oratoria. Se non c'è quello non serve a niente. Bravo. E io vorrei fornire anche un esempio di quello che un politico fa quando deve parlare con il suo elettorato. Quindi vorrei che lei ci fornisse un esempio di incipit. Solo che la gente non sa cosa vuol dire, lei lo deve spiegare, noi lo sappiamo. Lo spieghiamo. Quindi l'inizio di un discorso, sapete bene che dall'inizio del discorso dipende anche molto il risultato. Vorrei spiegarmi meglio con due esempi differenti. Per esempio, ci fornisca un incipit caloroso. Cittadini, finalmente siamo faccia a faccia, io e voi. Stamattina mi sono alzato presto e mi sono riunito da solo, perché ho detto la mia gente ha bisogno di me. Se voi avete bisogno di qualsiasi cosa, date un colpo di telefono, il vostro sindaco è a disposizione. Ricordatecelo, voi siete sotto la mia protezione, io sono la vostra chiocciola e voi siete i miei pulcini, io la vostra chiocciola. Punto it. Bene. Ecco, per far capire la differenza, ci fornisca invece adesso un esempio di incipit un po' arrogante. Cittadini, adesso basta. Mi sono stufato. L'ora nostra è suonata. Noi, poveri contadini, entreremo in casa dei ricchi, porteremo via le lampadine da mele candele, quelle da 500 candele, le installeremo nei vostri campi, così voi lavorerete anche di notte. Io sono commosso, me ne vado con la mia automobile, però il mio cuore è a piedi con voi. Andate però, poi spiegatevi che siete partiti. Su, andate. Un'altra cosa vi volevo dire. Io sono stato buono con voi. Quando sono serviti i costumi sardi per fare le processioni di mettone, metangeli, del assicurate, eccetera, eccetera, io vi ho messo i costumi addosso. E al momento che serviva la processione siete spariti, siete andati a fare le feste negli altri paesi. Questo non va bene. Vi ho dato una mano, vi siete presi il braccio. Vi ho dato il braccio e vi siete presi anche l'ascella. E lì la cosa è cominciata a puzzare. Se trovo quello che mi ha rubato una bicicletta gliela metto a colletto. Un'altra cosa volevo dire. Sì. Dal paese vicino ho saputo che ci vogliono rubare l'acqua. Ma io prima di dare l'acqua a loro, io all'acqua gli do fuoco! Bravo. Questi sono tutti i consensi dell'elettorato. Sono tutti voti. Sono tutti voti. Bene, però non basta l'incipit in politica, ci vuole anche un contenuto, ci vuole un quid. Se non c'è un programma, dove vogliamo andare? E in questo senso il Cavaliere i programmi li ha avuti, li ha anche realizzati. Vogliamo parlarne, Cavaliere? Beh, ad esempio Opere pubbliche, per esempio. Opere pubbliche. Ho regalato mezza dentiera a tutti i miei cittadini. Opere pubbliche.
Ah, le strade. Sì. Allora, le strade. Sì. Io ho avuto dei cittadini simpaticissimi e ce ne ho ancora simpatici. Ce n'è uno che mi ha detto se vuole che lo votiamo ci deve asfaltare la strada. Siamo una famiglia di 30 persone. E gli ho detto vediamo un po' se ce la faccio. E gli ho asfaltato la strada. La gente cosa ha fatto? Mi hanno criticato, hanno pensato che mi sono asfaltato la mia strada. Se quello abita a fianco di casa mia, io che colpa ho? La gente vede il male dappertutto. E allora cosa ho fatto? Ho preso e ho asfaltato tutto il paese, così ho tappato la bocca a tutti. Bravo, bravo, Non solo l'ho asfaltato, ho fatto tutte le strade in discesa bravo, per venire incontro al cittadino. bravo. E gli ho regalato lo scarpattino. E che cos'è? Guarda, io fesseria non ne dico, Vedere. la No. scarpa con le rotelle. Guardate, è incredibile. C'è una scarpa normale e c'ha le rotelle. Loro escono di casa in un altro farmacia. Ah, cioè praticamente anche l'anziano soprattutto. No? L'anziano con quel che corrono sembrano lucertole. Cioè scendono di casa, quindi vai in edicola, dal macellaio. Perché le strade L'edicola sono non ce l'abbiamo. vabbè, alle poste, tutte in discesa le strade. È geniale. In un attimo. È geniale, lo sa Cavaliere. Però mi sovviene un dubbio. Voglio dire, quando poi l'anziano arriva alla fine della discesa, ma poi tornare a casa non è pure in salita. È lì che ne volevo. Eh. Abbiamo fatto una funivia che lo agganciamo qua e lo portiamo agganciato fino a Ecco, a domicilio. a domicilio. Ho capito. Molto, molto intelligente questa cosa, lo sa? Lei ha pensato molto agli anziani. Moltissimo. Ecco. E gli stavo dicendo queste cose della dentiera. Ah, sì. Cioè abbiamo regalato come comune mezza dentiera. Cioè un contributo. 50... Metà dentiera. Sì. Cioè siccome questa dentiera che abbiamo regalato noi è una dentiera che viene da fuori, ed è la parte che viene da fuori va dentro in fondo. Sì. Invece quella che va davanti la fanno qui, davanti. Sì, dentro. Dentro. Ecco. E allora arrivano dalla Cina, Dalla Cina. si chiama dentiera antistarnuto. Non fa starnutire. No, puoi starnutire ma c'ha questa colla attacca dentro che non scappa la dentiera. E chi l'ha inventata la colla? La colla l'ho inventata io. Attacca... Siccome prima avevamo queste dentiere che quando la mettevi ci portavano in gita a San Leonardo, c'era umidità, freddo, starnutivi, partiva la dentiera e lo trovavamo sotto l'ussuccio. Una cosa incredibile. Invece questa dentiera rimane. Sì. Poi ci avevano dato queste altre dentiere australiane, quelle erano belle perché starnutivi, partiva e però tornava. Ah, certo. Però sì. Sì, ma c'era sempre qualcuno a fianco a bocca aperta che te la fregava. Ma non è igienico. Cioè... E non è igienico, eppure gli davano una girata in bocca, se la lavavano se la tenevano. No, non è schifo. Sì. Una cosa incredibile. Invece questa dentiera antistarnuto è bellissima. Perché? Cosa succede? C'ha degli accorgimenti incredibili. Parliamo. Si può mettere poco Sì. mi tocca girare. E stavo dicendo, allora mette questa dentiera, ad esempio va in banca a prendere, o alle poste a prendere la pensione. Sì. Arriva uno da dietro che dice mano in alto, sta fermo lì. Lei con la lingua tocca il primo dente qui a sinistra, Sì. con la lingua, e suona la sirena in questura. No. Arriva la polizia, e lo prendono. Ecco. È proprio questo canino qua, si chiama canino da guardia. Bello. Una cosa che... Poi ad esempio c'è un altro accorgimento, che l'anziano quando rientra a casa è stanco, Sì. vuole andare a letto, non riesce a dormire, si gira nel letto, cosa fa? Con la lingua tocca l'ultimo dente Sì. e sente una storiella e si addormenta. E si chiama quello il molare della favola, l'ultimo. È una cosa Una veramente... dentiera completa proprio. Proprio, bellissima. lei non ci crederà. Bello. Non solo, adesso può andare anche nei ristoranti. Sì. Nei ristoranti questa dentiera viene data anche a noleggio. Come? Una dentiera? No. Non è Ah, possibile. se le sto dicendo perché non mi vuole credere a me. Ma come sono? Come ne trovano nel ristorante? Sono dentro un cestino. Ah, sono Lei dentiere. entra una mano, ne prende uno, se la mette già gli sta a posto. Ma non calza, come è Chi possibile? l'ha detto che cazzo? Ma non è igienico, Ma cioè... chi l'ha detto che non è igienico? E allora? È proprio schizzinoso lei. Vedere. Porca miseria. Insomma, il fatto sta, ti metti questa dentiera e poi ti danno anche una carta di credito. No. Tipo la passi qua così e paghi solo quello che mastichi. Ma
fantastico! Si chiama la Masticard, è Geniale! Ma voi pensate, cioè tu frughi, prendi la dentiera per te e poi paghi, e già il conto è straordinaria questa cosa qui, veramente. È una cosa incredibile. E dove la fanno questa? Questa qui sempre in Cina. La dentiera. La dentiera. Bene. Come si chiama? La Masticard. No, la dentiera come si chiama? Ah, questa qui si chiama dentiera a mandorla. Ah, ecco, dentiera mandorla. Si chiama dentiera a mandorla perché viene colorata con una mandorla. Ah, Le mettono la mandorla in mezzo al dente. Se si rompe la mandorla è buona la dentiera, se si rompe la dentiera è buona la mandorla. chi se ne frega della mandorla, scusa. No, la mandorla serve per colorare l'altra dentiera. Ah, mica male. Beh, un bel progetto, un bel programma, lo sa. Un bel programma proprio. Non solo ho pensato a queste, sempre all'anziano, Beh, meglio. perché l'anziano più invecchia più diventa anziano, o Beh, no? sì, beh, chiaro. E cosa ha pensato altro? Qualcosa di pratico, di applicabile? Cos'è stato? Ad esempio l'anziano non arriva mai a grattarsi la schiena, beh, No, è fantastico. Ma che le per le olive? anche per le olive, dipende dalla posizione. È straordinaria sta cosa. Bravo, è bello quello. C'è il rastrellino. Si può mettere anche una spugna per lavarsi Sì, tutto. certo, per lavarsi bene dietro. La schiena, Certo. E poi altre cose? Sì, Cosa? ho pensato all'anziano per la vista. Ecco, questo sì, perché, ma non anziano, diciamo già a una certa età, anche 40 anni, comincia anche a venire meno, no? La presbiopia incalza. E vabbè, tanto quando arriva a 40 anni uno già Però sono già i primi l'età sintomi. è certa, no? Certo, infatti, però tu cosa succede? Che cominci ad allontanare il giornale, le cose, quindi tu allontani perché non vedi più, allora ci vuole un interesse, Sì, cioè l'anziano sulla man mano che presbiopia. perde la vista mette la mano. Infatti, sì, però fa l'intervento, oppure gli occhiali come fa il nostro cavaliere, e tu vedi che torna tutto e vedi come un giovanotto di 18 anni, perché da vicino cominci a vedere. Vedi invece così, questa è una canna da vista, anzi il braccio non basta, lo allunga così, vedi? E si legge, cosa legge lei? Matagà. Visto? E che uno mi ha visto, ma sta andando a pesca, poi sto andando a leggermi il giornale. Vabbè, cavaliere, io credo davvero che lei abbia fornito degli elementi molto utili anche per chi magari in sala questa sera pensava di cimentarsi in futuro in politica. Quindi io la ringrazio tanto, non posso trattenerla oltre perché il tempo è davvero tiranno questa sera e quindi la vorrei congedare, anche se mi sarebbe piaciuto sentire qualche altro aneddoto, ma allora... Se vuole non ci sono problemi. No, è che è vero che c'è un pubblico, ma così sono molti giovani, quindi questi aneddoti suoi che sono un po' piccanti li lasciamo ad altre occasioni. Grazie al Cavaliere Pinuccio Mallus. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie davvero.